Cari telespettatori, cari telespettatrici, ben ritornati con noi i nostri ospiti naturalmente e affrontiamo la questione del pubblico impiego un po' in generale. Sollecitati anche da molti di voi che ci avete scritto, ci avete chiesto di fare un po' di chiarezza, doverosa chiarezza, che si parla troppo contro i dipendenti pubblici, se ne parla troppo a favore, insomma c'è una bagarre in corso, ma soprattutto cerchiamo di fare delle precisazioni doverose. Riforma della pubblica amministrazione che non prende solamente in considerazione i cosiddetti furbetti del cartellino, quello che si è detto di cui si è parlato in questi giorni, ma sostanzialmente il sistema della pubblica amministrazione. È una tranche, perché poi altri provvedimenti dovranno essere presi, alleggerimento delle procedure burocratiche, vedremo in che termini, vedremo se è vero che sia attuato questo, ma soprattutto cercare di fare un po' di serietà nel sistema, dare un po' di serietà al sistema e quindi anche alleggerendolo con le molte partecipate che devono essere drasticamente ridotte. In Veneto ne devono essere anche tagliate parecchie e non soltanto. Che cosa sta succedendo? È utile questa riforma? È solo e mera propaganda elettorale come hanno detto alcuni? I sindacati si trincerano da una parte, la CGIL risponde in certi toni dicendo non era inutile andare a toccare questo settore già martoriato da mancati rinnovi che si perpetuano nel tempo, insomma ce n'è di tutto un po'. Vediamo quali sono i nostri interlocutori odierni. Ben arrivato come sempre Luigi Sposato. Grazie di essere qui con noi, che contribuisce a fare qualche domanda con le sue curiosità da cittadino imprenditore su questo settore, che comunque vi riguarda anche direttamente. Cristian Ferrari, segretario della CGIL di Padova, grazie di essere qui con noi. Massimo Zanetti, UIL Pubblica Amministrazione del Veneto. Buonasera. Michele Roveron, CISL Padova e Rovigo, grazie anche a lei. Da una parte quindi sindacato, dall'altra abbiamo le forze politiche rappresentate da Mirko Gastaldon per il PD, che comunque ha un'esperienza come sindaco, quindi di pubblica amministrazione se ne intende bene, ben arrivato. Maurizio Conte, altrettanta esperienza di fare, assessore regionale, quindi dentro i meandri della pubblica amministrazione, grazie anche a lei di essere qui. Filippo Lazzarin, vice segretario provinciale della Lega Nord. Buonasera a tutti. Benissimo, allora,